Mandi, mandi a tutti e anche questa notte devo fare il mio dovere per far girare un'altra voce, nel senso che abbiamo la sicurezza anche su un altro evento di raccolta delle firme elettorali per andare a sostenere le candidature del Movimento Friuli per le prossime elezioni regionali in Friuli nel 2023, che è stato già sicuramente programmato nell'Alto Friuli, nella circoscrizione dell'Alto Friuli, per la precisione a Tolmezzo, questo prossimo lunedì, il 13 di febbraio, sempre nella mattinata, sempre in contemporanea rispetto al locale mercato settimanale. Quindi, ripeto, questo prossimo lunedì 13 febbraio nella mattinata, solito orario dalle 8:30 fino alla mezza, fino all'una, non oltre, nella mattinata del 13 di febbraio, di lunedì prossimo, a Tolmezzo, in piazza 20 settembre, nell'area del mercato. Vi saranno i classici banchetti per la raccolta di firme necessarie per andare a sostenere le prossime candidature in occasione delle elezioni regionali di questa primavera in favore dello storico movimento autonomista friulano, il Movimento Friuli. Movimento Friuli che nella sua storia proprio nell'Alto Friuli ha avuto importanti esponenti che rientrano tra i fondatori. Pensiamo ad esempio a Fausto Schiavi, eh, nell'Alto Friuli ai del moto ha dato il suo contributo alla ricostruzione. È sicuramente un pezzo di storia della regione. Adesso, in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane, tanti sempre di più, anche giovani, si stanno mettendo assieme. Pensiamo solamente alle varie sigle politiche che stanno almeno iniziando a collaborare, che stanno almeno iniziando a collaborare, ecco, per uno scopo comune, cioè per far fronte alle sfide del futuro e ai rischi che incombono sulla nostra autonomia. Un'autonomia che è strategica anche per quanto riguarda il futuro di una montagna sempre più in difficoltà. Solamente le risorse che vengono dall'autonomia possono garantire, se ben investite, come dire, il recupero anche economico delle zone più deboli e ultimamente sempre più spopolate di tutta la regione. La circoscrizione dell'Alto Friuli è molto vasta, è strategica per il rilancio di tutta la regione, per cui il Movimento Friuli non poteva mancare su tutto il territorio del Friuli, ma anche insomma nelle terre alte, ecco, in montagna. Eh, è stato scelto insomma la località tolmezzina per
diciamo, il suo carattere baricentrico, che sta un po' a metà strada fra varie realtà di montagna, tra loro diverse, eterogenee. Conosciamo bene, ad esempio, l'area del Gemonese, che sale da quella collinare nella zona delle Prealpi. Conosciamo bene, ad esempio, il Canal del Ferro, la Val Canale, la Val Canale che rappresenta, diciamo, una regione in miniatura perché è caratterizzata da un quadrilinguismo che è, ripeto, davvero strategico per tutto il Friuli in realtà, perché tutte le principali famiglie linguistiche di tutta l'Europa si incontrano proprio nel Tarvisiano, e quindi insomma la nostra zona montuosa orientale ha un'importanza davvero notevole a livello europeo, oserei dire. Per cui, insomma, non ultima, in ogni caso citiamo anche la Carnia che insomma ha grandi potenzialità. Pensiamo ad esempio anche al recente ritorno di Sappada che è ancora da valorizzare. La Carnia ha ritrovato la sua unità interna e sicuramente potrà integrarsi sempre di più diciamo, con tutta la regione friulana della quale è madre, perché non dimentichiamo mai che lo stesso nome della Carnia viene dai nostri antenati celtici che insomma diedero il loro nome a tutta la nostra regione prima ancora che arrivassero i romani, per cui insomma tutti i territori montuosi in realtà sono importantissimi per la cultura e la civiltà friulana. E, ci auguriamo che insomma, i nostri volontari che allestiranno i soliti banchetti nelle nostre piazze, anche nell'Alto Friuli come in tutta la regione, possano trovare eh, insomma, accoglienza e apprezzamento e perché no anche un fattivo sostegno. Una firma non costa nulla, non è minimamente impegnativa per il voto, è un piccolo grande contributo davvero utile, utilissimo per allargare il pluralismo democratico di questa regione e superare gli scogli, gli ostacoli frapposti da una legislazione elettorale regionale palesemente incostituzionale che discrimina anche tra le varie minoranze linguistiche, negando la parità di trattamento e richiedendo un numero di sottoscrizioni quasi doppio, comunque di molto maggiore rispetto a quanto previsto a parità di condizioni, ad esempio per quanto riguarda le ultime elezioni politiche che si sono tenute l'anno scorso nel settembre del 2022. Per cui solamente un grande afflusso da parte della popolazione, insomma, della montagna potrà permettere a una delle forze più legate alla nostra terra, a una forza libera da condizionamenti politici che vengono dall'alto, di risalire dal basso per andare nelle istituzioni
regionali a rappresentare i reali interessi della nostra terra. Grazie a tutti per il vostro sostegno, fate girare la voce. Abbiamo pochissimo tempo anche a causa dell'anticipata fissazione di questa consultazione elettorale. Abbiamo, davvero, uhm, grossi ostacoli. Facciamo almeno un tentativo per, rafforzare la, reale autonomia di questa regione, favorendo, ehm, come dire, la maturazione di un sistema politico, regionale e locale che sia davvero autonomo e, possa quindi meglio rappresentare, il nostro territorio, spesso dimenticato, ecco, spesso trascurato, se non addirittura sfruttato a livello quasi coloniale. Può essere proprio il Movimento Friuli, la soluzione a tanti problemi, sia della regione, sia, del territorio montano. Grazie a tutti e mandi.